I due bimbi e torniamo a ridere, che fa bene in questi casi, può servire anche ai nostri due bimbi. Il signor Litterio Scalisi, seguendo una donna, si è messo nei guai insieme con Pamela Toscano e Vincenzo Volo, Enrico Guarneri. Litterio, vai! Fatele entrare, prego, prego, si accomodi, prego. Prego, prego, si accomodi, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei rischia, eh? Lei rischia. Io non sto capendo. Io glielo dico, lei rischia, Ma lei che- è nei guai. Non sto Lei capendo. rischia una denuncia bella e buona. Ma perché, scusa? Perché? Perché? Per sfruttamento della prostituzione. Io? Lei. Ma perché? Io non sto Ah, capendo. perché? Io domando perché? Mi chiede perché? Io domando perché? Perché questa qua, Chi? questa, Ma chi? questa signora, questa, Ma chi c'è qualcuno qua? questa. Buonasera, signora. Buenas tardes. Ah, buonasera. Non lo so, ho sbagliato, buongiorno. Buenos días. Ah, buongiorno. Che c'hai a dire? Ciao, arrivederci. Buonasera. Che c'hai a dire? Che cosa dici? Che cosa devo dire? Aspetta, la finisca. Lei sta rischiando perché con la nuova legge sulla prostituzione lei rischia una denuncia bella e Io buona, faccio. Lei si fa la galera, mi Io sa. faccio la galera. Sì, Ma si fa la perché? galera. Ma perché? Perché questa signora, Con cui? Chi? questa signora, Questa... questa. Lei non la conosce questa signora? Io non l'ho mai vista, io. Ah, lei fa finta di non sapere. Io non so, piacere, io non so chi è. Lei non sa che la signorina fa il mestiere più vecchio del mondo, lei non lo sa. Non lo so, chi fa? Contadina? Ah, contadina. Oh, qual Fa è la questo? contadina. Un Ferraro, qual è? La signorina fa un Ferrari. Un pizzaiatore, che cosa ne so? Io Un non lo so. picciatore, Non un lo picciatore. so. La signorina fa la Ma prostituta. come se permette? Io sono innocente, come voi permettete? La signora è una puttana. Sì. Ma come se permette? Io sono innocente, come voi permettete? Io non lo sapevo. Ah, lei non lo Io non sapeva. lo sapevo, come faccio a saperlo? Io Lei non- vuole fare lo gnorri, Io lei. non faccio lo gnommo, io non una canuccia. Lei non io. lo sapeva. Non lo sapevo. E ora come la mettiamo, A qui, Che cosa? non lo so, chi sta dicendo Dico lei? ora con lei come la mettiamo con lei, Come la mettiamo? Io la vorrei capire come la Tu ce mettiamo. l'avessi una mezza idea, però non La lo... Ma come smetta. se permette? Io sono innocente, come voi permettete? E che dici, sempre una cosa, dice chi sta, come se... La smetta. Io voglio sapere da lei cosa faceva con la signorina. Con la signorina? Con la signorina, lei cosa faceva con la Ma cosa che qui stava... ci stavo domandando un'informazione io. Se parlavamo del prezzo. del prezzo! A verbale, mettiamo a verbale! Ma che metta? Lei stava contrattando con la signorina! Ma che sta scrivendo Lei ha consumato, Ma glielo che dico io! verbale, lasci vedere, ci stavo domandando un'informazione. Ma parlavamo del prezzo. Zitta, muta! Senta, lei le stava chiedendo un'informazione? Sì, E perché... mi dica, che informazione chiedeva la signora? Allora, siccome Io ho tutto nel verbale, stia attento! Sì, però lei... Tiene questo. Mi deve indagare? Tiene questo. Sì, Dunque, siccome io praticamente stavo scendendo per fare... Fermo! Ma come faccio? Signorina, per cortesia. Come si permette, come voi permettete? Allora, mi dica, lei ha chiesto un'informazione alla signorina? Sì, perché siccome io dovevo andare a fare la trasmissione, anzi ci dobbiamo spiegare con il signor La Rosa mi sta aspettando. Sì, Signor La Rosa? Sì, un signor La Signorina, Rosa mi per sta cortesia aspettando. che stiamo parlando, allora mi E dica. allora, siccome io giustamente, abituato con la macchina, me ne stavo scendendo per andare alle ciminiere. Dopo 10 anni che scendevo alle ciminiere, giustamente, abituato, stavo andando là. Alle ciminiere. Alle ciminiere. Invece, ultimamente, il signor La Rosa ci spicciavo. Signor La Rosa. Che ha dovuto cambiare. Ha dovuto cambiare, che se n'è andato all'ABC. Ah, sì? Sono andato all'ABC. Perché io lo so perché. E per quale motivo? Perché Vediamo. siccome le ciminiere il pubblico ce l'aveva tutto dichianata così, lo vedevano dall'alto, io pareva più corto di chi che è. Qui invece all'ABC che c'è il palcoscenico e l'aria, il pubblico lo guarda da sotto e pare più lungo di chi che è. Ah, per questo motivo è Per stato. questo motivo. Che cosa sta facendo, signorina? Per cortesia, signorina, non disturbi, si accomodi. E allora io praticamente arrivai quasi alle ciminiere. Però arrivato là, avvicinandosi, Che cosa?
Io, siccome man mano che Avvicimi? come mi stavo avvicinando ai ciminiere, alle ciminiere? mi ho ricordato che non era lì, che era all'ABC. E quindi? E quindi mi persi. Ho si è visto la signorina, o passiatore. Il passiatore, giusto, lei l'ha vista. Ma se ti sto dicendo che mi ho perso io passai davanti alla stazione, me ne ero andato dritto e c'era un passiatore. E meno male che c'era la signorina con un fuoco addomato vicino. Col fuoco! Sul marciapiede che passeggiava. E certo, con sto freddo, creatura, anche meno male, perché sennò... E mi ho fermato per domandarci dove era la strada per l'ABC. Sorride. Signorina, per cortesia che stiamo parlando, e quindi... Perché mi è scema che si avvicinava? Senta, e quindi lei mi vuole fare capire che aveva chiesto un'informazione alla signorina. Esatto, ci stavo dicendo, scusi, la strada per andare all'ABC, e in questo momento mi avete preso voi. E un'altra domanda le voglio fare, perché qui nel verbale abbiamo tutto. Mi spiega come mai la signorina era in macchina con lei? Lei a tutti quelli che chiedono l'informazione li fa salire in macchina? Sì, no. No. E come mai la signorina era in macchina? Questo volevo sapere. Questo volevo sapere. E perché non me lo spiegavo? Avanti, mi spieghi. Perché siccome stava piovendo, che questi extracomunali là stanno battendo a cuore, che sono persone come noi, che siamo gente della civili, sociali, della Repubblica Italiana, del Senato, ma lasciami parlare! E quindi, per non farla bagnare, siccome ci stavo domandando l'informazione, mi dicessi, prego, entri in macchina. Non è giusto che sta fuori all'acqua. E l'ho fatta entrare. Quindi per questo lei l'ha fatta entrare in macchina? Ha visto che abbiamo chiarito. Tutto a posto? Tutto a posto. La saluto, lei è un battipamiglia. Dove sta andando? Tanti ossequi alla sua signora, un bacio ai piccerini. Ma che cosa sta facendo? Dove va? Abbiamo chiarito, no? Ma dove va? Si sieda, si tolga questo coso, si sieda. Cosa mi metti? Signorina, per cortesia, si accomodi. Ma levati! Senta, si accomodi, perché lei mi deve spiegare ancora molte cose. Ma abbiamo chiarito. Non abbiamo chiarito un bel niente. Lei mi deve spiegare come mai era in macchina con la signorina. Me l'ho spiegato per l'informazione. E aveva i pantaloni abbassati. Io c'avevo i pantaloni abbassati. Me lo spiega come mai aveva i pantaloni abbassati? Sì. Sì, signorina, per cortesia. Aveva i pantaloni abbassati. Mi spieghi che lo vogliamo saperlo. Ecco, siccome... Ma c'è un caldo qua. Sente caldo. A verbale. Siccome l'informazione ce la stavo domandando prima col finestrino calato. Ci stavo dicendo, scusi signorina, in quel momento preciso l'acqua entrava nella macchina e mi bagnai tutti i causi. Siccome io soffro di reumatismo anebosciatico, dissi vuoi vedere che mi vengono i dolori? E allora per non farmi venire i dolori nella gamba, mi calai i causi e probabilmente con la confusione pigliassi calare magari le mutande. Quindi lei si è abbassato anche le mutande nella confusione. Sì, ce lo posso giurare. 1, 2, 3, prova. Ma che cosa sta facendo? Che cosa fa? La smetta, signorina, per cortesia. Allora, quindi lei aveva i pantaloni abbassati perché si erano bagnati. Per non farla stare in contatto con la gamma che poi mi veniva il dolore da sciatica. Un'altra domanda le devo fare. Sì. Abbiamo chiarito questo? Questo l'abbiamo chiarito. Benedetti le chiavi dello Signore. Che? Arrivederci. Un bacio vicini, ossequio alla signora. Dove sta andando? Senta, ma trasmissione. Si sieda, che dobbiamo chiarire delle cose. Signorina, si accomodi. Ma questo è sequestro di persona? No, questo sarà sequestro di persona. Perché lei finisce i suoi giorni in galera, finisce. Perché lei è il cliente, io lo so benissimo. Io sono il cliente. Lei è il cliente. Ma il cliente di che? Di un'informazione? Sì, aspetti. E come mai con la signorina stavate parlando di prezzo? Mi può ripetere la domanda che ero distratto? Come mai lei nella macchina con la signorina con i pantaloni abbassati stava parlando di prezzo? Ecco, perché come la signorina, non so di quale paese è, non sa... De Puerto Rico, de los Condicielos de la Playa.
Puerto Rico. Porto Rico, provincia d'Ottoniceto della Playa. Porto Rico è un altro stato, non c'entra niente. Vada avanti. E allora, siccome lei, dopo che mi ha dato informazione, lei voleva essere pagata per l'informazione. E io ho detto, scusi, ma per un'informazione si può pagare per un'informazione? Ah sì, voleva essere pagata. Voleva essere pagata. Per l'informazione. Per questo parlavamo di prezzo. Ah, ho capito. Posso andare, abbiamo chiarito, segua la signora un bacio ai picciritti. Senta, quale bacio ai picciritti? Si sieda, che ancora dobbiamo chiarire. Soffia. Sì. Si asciuga, grazie. Signorino, ma che cosa mi fa fare? Per cortesia. Allora, un'altra cosa voglio sapere. Come mai lei era in macchina con la signorina, con i pantaloni abbassati, stava parlando di prezzo. Ce l'ho spiegato, no? Ed era addosso alla signorina. Me lo spieghi? Me lo spieghi come mai il poliziotto l'ha trovata addosso? Me lo spieghi? Signorina, ma che? Cortesia, signorina! Signorina! Oh! Abbassa, signorina, sentiamo! Abbassa! Spento, basta, l'ho spento! Stutao! L'ho spento! Non si sente! Siamo 3.500 euro messi. Allora, me lo spiega come mai lei era addosso alla signorina? Perché siccome la signorina, parlando di prezzo, Ida voleva essere di mia pagato. E allora io quando io ci ho detto, ma che te pago? Ma come siamo arrivati? Per un'informazione ti devo pagare, non ti pagherò mai! Ida che è aggressiva, Ida mi è saltata addosso che mi voleva mia scoppiare. Sì, è vero. Sì, state zitta. Allora, la signorina allora l'ha aggredita. Non è vero. Penso di sì, perché mi salutava in godo, non lo so, mi ha aggredito, signorina. Mi ha aggredito. Non ha aggredito, l'ha aggredita! Mi voleva interrare a me. Poi io sono cintura nera per stoccarita, sono cintura nera. Ah, lei è cintura nera? Ah no, pigliaita, ce li ho piegate all'indietro, che questo ci pigliare arrivare a casa. Quindi io per sporgermi, per piegare cita, cascai e ci cascai in godo. Ah, ho capito. Siccome il sedile c'avevo la spadiera che è un poco difettosa, s'abbattiu e io ci cascai in godo. E in quel momento, disgraziata, aprivo gli ammi. Ah, giusto. Sì, e me li ha piegate, che mi ha fatto la tenaglia che non mi posso svinccolare più. Ah, quindi per questo lei aveva addosso la signorina? Per questo avevo addosso. Per questo? Sì, guarda, abbiamo chiarito, tanti saluti, ossequio alla signora. Senta, dove sta andando? Devo andare in trasmissione. Signorina, per cortesia, si sieda. Ancora? Le devo fare un'altra domanda, perché questa è bella, questo racconto è bello. Che sta facendo? Non lo so, ma la trovo sempre davanti. Signorina, per cortesia. Allora, quindi lei era in macchina con la signorina, con i pantaloni abbassati, stavate parlando di prezzo. La signorina l'ha aggredita a lei e lei ha risposto saltandole addosso. Involontariamente, per stoccaita. Il poliziotto dice che vi ha trovati mentre lei la stava baciando. Non è vero. Non mi sembrava un'aggressione, come mai la baciava? Non è vero, non la baciava. No, lei la baciava. No, la stava baciando. È vero, mi dica. Si giustifichi che la voglio... La voglio sapere la giustificazione. È vero, mi dica. Non la stavo baciando. No, la stava baciando invece. No. Sì che la stava baciando. Ci stava salvando la vita. A lei stava salvando la vita alla signorina. Perché quando io ci ho piegato Ida svenivo. Che si è spaventata perché noi siciliani, magari lei primo, abbiamo una forza maschile. Non faccia il ruffiano. E allora io svenivo che si scantò che aveva perso proprio i sensi e che non respirava più. E allora che fa? Ma la facevo morire tutta io. E ci ho fatto la respirazione bocca a bocca. Ah, lei stava facendo la respirazione bocca a bocca, ma lei chi crede di prendere in giro, mi scusi? Guarda, ci sto vedendo, io devo andare da signor La Rosa. Che signor La Rosa mi sta... Per cortesia, dobbiamo parlare. No, me recuerdo, signor La Rosa mi deve 40 euro. Signor La Rosa? Sì? Ma scusi, ma lei di quale signor La Rosa sta parlando? Salvuccio. Scusi. Aspetti. Salvuccio La Rosa, chi Ducati sta rossa?
Aspetta. Il presentatore? No, la tutta fa presentatore. Ma fai il presentatore? Ma non può essere. 40 euro. Questo è uno scopo. Senta, non uno scopo, è uno scopolone. Senta, la finisca. Ma perché ci doveva dare 40 euro? Allora dobbiamo essere sicuri. È lui. Sì, è lui, è la tariffa per ragazzini. No, allora non è lui. Allora non è io, non è lui, quello è grande, non può essere. Io stai di 40 anni. Certo, non può essere lui. Non è lui. Lo forse ha 40 anni di età, sì. Ma per tutto il resto ha 8 anni. Non ho capito. Scusi. Scusi, il signor La Rosa Salvuccio c'ha 40 anni di età, forse. Però per todo il resto è 8 anni. E todo il resto? Todo il resto. Sì? C'è un ciollino di 8 anni. Senta, la finisca! Ma che cosa facciamo qua? E quindi lei ha fatto pagare al signor... No, mi deve pagare 40 euro, se ne è scappato dal finestrino. A 40 euro? Lei gli ha chiesto 40... Ma allora lei è mia per l'informazione, perché mi aveva chiesto 60 euro? Adulti 60 euro, te mi deve dare 60 euro per adulti. Io un ragazzino 40 euro. Scusi. Io adulto 60 euro. Scusi! Perché Salvo La Rosa, che è piccolino, paga 40, adulto 60 e lei ieri da me ne ha voluti 80? No, senta, non ha capito. Schifoso! Non ha capito. Schifoso! Non ha capito. Era per l'informazione. Io ci faccio la denuncia, che fai? No, era per l'informazione. Schifo! Non ha capito, era per l'informazione. A me ne voleva arrestare. Che c'è? Ma scusa La Rosa! E lui mi deve 40 euro! Signorina! Scusate! Signorina! Ha capito? E ti do forma di babbo paga 40 euro. 40 euro! Non devi avere una cosetta tanta Sì, però non è giusto, 40 euro! Sgavita 40 euro con. No, ma sta cosa la macchiarina. Signor La Rosa! Senta! Signor La Rosa, un attimo! Enrico Guarneri Listerio, Pamela Toscano e il nostro Vincenzo Volo. Io non pago, non ci vado. Mi fa pagare. No, disgraziati. Ma come vi è venuta in mente questa cosa? Stavo pensando a lei. L'ho capito. Voi dovete pensare, soprattutto lei deve pensare a me un po' meno. No. Vabbè, d'accordo. Ci vediamo dopo la pubblicità per i saluti. Pubblicità. Enrico Guarneri Listerio, Pamela Toscano e Vincenzo Volo. Vieni, Piera.